Ben, eccoci anche oggi insieme. L'ospite è Luca Peroni, che è il presidente del Veneto Serenissimo Governo. Oggi è il presidente, ma è anche noto per essere stato il comandante del Tanco, nonché il responsabile della piazza, quindi di Piazza San Marco, per l'azione che venne svolta il 9 maggio del 1997, insomma, che devo dire adesso a posteriori, a bocce ferme, insomma, la si può annoverare fra quei gesti esemplari e romantici di cui è ricca la storia del nostro Paese. Non ci furono atti di violenza, non ci sono state vittime, insomma, all'epoca sembrava una cosa diversa, devo dire, a ridosso dei fatti, poi con il tempo che necessita, insomma, la storia ha detto che è stata un'azione esemplare, cui voi ascrivete merito anche rispetto al recente risultato del referendum sull'autonomia nel Veneto. Voi dite quel 9 maggio del 97 ha cambiato perlomeno la percezione del sentimento veneto. Interpreto correttamente quello che state dicendo? Sì, esattamente. Noi volevamo giustamente creare una crepa all'interno diciamo, sia della Lega Nord sia dello Stato italiano, che si preparavano a festeggiare la fine della Veneta Serenissima Repubblica, della nostra storia, cioè quando mai si festeggia la morte di un genitore, perché per noi la nostra storia è come un genitore, come una mamma, per cui abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa e abbiamo fatto appunto quell'azione lì in Piazza San Marco per dire al mondo che esisteva un caso Veneto non ancora sanato fin dal 1866, se vogliamo, che è stato l'ultimo atto giuridico per cui il Veneto è passato di mano dopo la caduta della Serenissima. Ecco, il Veneto Serenissimo Governo era nato una decina di anni prima dell'azione esemplare, va anche detto, insomma, che lei come i suoi compagni di avventura avete pagato nei confronti della giustizia italiana, fra l'altro credo fosse una cosa che avevate messo nel conto e quindi questo insomma va... certamente avevamo messo in conto. A merito dello spirito con cui avete svolto quell'azione che ricordo e sottolineo è stata un'azione esemplare. Sì, no, noi avevamo messo in conto che non volevamo fare del male a nessuno, ma comunque andavamo contro le leggi dell'Italia e comunque ci fosse stata una presa di posizione. Anzi, se vogliamo, noi pensavamo che certamente i vertici dei partiti, compresa la Lega Nord di allora, non ci avrebbero difeso come è stato inizialmente e pensavamo che anche la popolazione tutto sommato dopo 150 anni di sottomissione, così voi la chiamate, no? Sottomissione, ma anche di come si dice, di oscuramento della nostra storia, non avrebbero capito. Però siamo stati colpiti perché invece la popolazione ci ha seguito, la popolazione ha fatto pressione anche sui vertici di quei partiti autonomisti che si dicevano autonomisti, federalisti, secessionisti, insomma di allora, e per cui anche i vertici di quei partiti sono stati costretti a cambiare le loro versioni, a cambiare, diciamo, i presupposti su di noi, sulla nostra azione, ecco. Ecco, infatti bisogna oggettivamente dire che da quel momento in poi io da osservatore ho visto davanti a molte case della regione riapparire il gonfalone di San Marco. Quindi tanta gente ha issato, diciamo, da quel momento in poi. Diciamo che da quel momento in poi, non dico subito, però piano piano è cominciato anche il declino delle istanze padane o extravenete, diciamo, autonomiste. Sì, perché voi non eravate d'accordo sull'ipotesi Padania che portava avanti la Lega in quel momento. Ma no, per noi la Padania non è mai esistito, è esistito il Veneto, è esistito la Repubblica Veneta, cioè un popolo che ha oltre 4.000 anni come il Veneto non può essere inglobato in un'invenzione perché non è mai esistito lo Stato della Padania o il popolo della Padania. Poteva essere un'idea politica per portare avanti delle istanze, però abbiamo visto che piano piano, dopo la nostra azione
e dopo la crescita di molti, se vogliamo, anche piccoli gruppi un po' spersi per il Veneto, però piano piano è cresciuta anche la volontà e l'autocoscienza dei veneti di essere un popolo, e siamo arrivati praticamente adesso a questo referendum, dove abbiamo visto che i veneti hanno risposto ancora una volta per l'autonomia, per un qualcosa di differente di quello che esiste. Ecco, comunque uno la pensi, deve riconoscere a voi coerenza nell'analisi e nel pensiero che state portando avanti da molti anni, ma così come eravate stati in qualche maniera marginalizzati dal grande successo della Lega, non ritenete oggi di nuovo di essere marginalizzati dal successo di un referendum che è per l'autonomia, mentre voi siete per l'indipendenza? Cioè, voglio dire, l'impressione è che oggi la battaglia per l'indipendenza passi non in secondo ma in decimo piano, insomma oggi i problemi sono altri. Ma non so se sia veramente così, perché adesso in questo momento sembra che tutti abbiano paura di dire o di dichiarare: ma noi non facciamo questo per l'indipendenza, noi siamo all'interno della Costituzione, qua e là. Questo secondo noi è anche un dato di fatto della pressione del popolo veneto verso certi concetti. Noi abbiamo sempre portato avanti il discorso del rifacimento del referendum del 1866, perché è stato proprio quel plebiscito truffa, che chiamate referendum truffa, per cui i veneti sono passati all'interno di uno Stato occupante, perché tra l'altro ci aveva dichiarato anche guerra. I veneti hanno combattuto contro gli italiani, hanno preso la bandiera a Lissa, hanno preso la bandiera dello Stato italiano. Voglio dire, noi siamo sempre stati per il referendum del 1866, in questo momento abbiamo fatto anche un po' di campagna elettorale per questo referendum, perché ci sembrava abbastanza trasversale, nel senso che non apparteneva a nessun partito eccetera, ma era il referendum dei veneti per chiedere più autonomia, per vedere cosa pensavano i veneti, e i veneti tutto sommato hanno risposto bene, nel senso che i veneti vogliono più autonomia, ma dopo saranno i veneti a decidere che tipo e quanta autonomia vogliono. Ecco, non temete il rischio Catalogna? Perché ovviamente adesso sull'onda dell'entusiasmo per il successo del referendum se ne sentono di tutti i colori. Ma il rischio Catalogna nel senso, dice lei, di repressione? Beh, repressione, voglio dire, anche la risposta del Premier alle prime istanze è stata molto simile a quella di Rajoy, cioè irricevibile, perché in effetti si è chiesto, cioè, se si chiede tutto è come rischiare di chiedere niente. Beh, probabilmente dal governo centrale ne fuoriesce sempre un niet secco, nel senso cioè, che ognuno fa la sua parte. Ognuno fa la sua parte. Noi abbiamo detto che siamo con il popolo catalano si è espresso, e per noi la volontà del popolo è sempre sovrana. Ha sempre valore, è sempre sovrana, per cui va bene. L'unica pecca forse che il governo catalano ha in questo momento è che non si è preparato alla fuoriuscita, diciamo, dal governo centrale, dalla Spagna, cioè non ha creato i presupposti per un piano economico che dia libertà e indipendenza anche sotto questo aspetto. Noi come Veneto Serenissimo Governo abbiamo preparato, ma comunque stiamo ancora discutendo per preparare una fuoriuscita anche sotto l'aspetto economico, perché sappiamo benissimo che un vero e proprio programma economico. Però con lei mi piaceva approfondire un'altra questione. Voi siete sempre dalla parte dell'autodeterminazione dei popoli. Sì. In un comunicato chiedete di rispettare il referendum che si è svolto in Kurdistan, però poi avete rapporti, diciamo, privilegiati con la Russia. Com'è che riuscite a mettere insieme queste due cose? Perché nell'immaginario collettivo, devo dire, la Russia non dà l'impressione di essere un paese, anche per le dimensioni che ha, insomma, in grado di rispettare l'autodeterminazione dei popoli. Insomma.
Ma guardi, secondo noi non è proprio la verità, nel senso che poi sappiamo che vabbè, i mass media occidentali passano quello che vogliono sostanzialmente. La Russia è un paese, ci si confonde sempre con l'Unione Sovietica, cioè nel senso la Russia non è più la Russia di 30 anni fa, e comunque sia all'interno della Russia ci sono molte culture, molte religioni e voglio dire, non è, a parte diciamo la Cecenia qualche anno fa che ha avuto una grossa guerra nei confronti con la Federazione Russa, però voglio dire, la Russia sta portando avanti una politica al suo interno di autogestione delle repubbliche che sono all'interno della Russia, delle regioni russe, e non sono voglio dire, non sono tutte unitarie sotto l'aspetto culturale, religioso, linguistico, eccetera, eccetera. Per questo noi, dopo, non è che abbiamo solo amici russi, noi cerchiamo di lavorare... Ecco, ma perché questo rapporto privilegiato con la Russia e non ad esempio con gli Stati Uniti, tanto per parlare dell'altro grande... o con la Cina anche, che è l'altra potenza che si sta affacciando? Noi abbiamo un rapporto privilegiato con la Russia perché pensiamo che siano anche culturalmente più vicini a noi. Degli americani? No, culturalmente anche sotto l'aspetto, diciamo, cristiano. Non è che noi con gli americani o con i cinesi o con gli indiani, eccetera, non abbiamo rapporti. Noi cerchiamo di avere rapporti con tutti quanti. Se non sareste eredi della Repubblica Veneta, voglio dire. Sì, no, voglio dire, abbiamo avuto dei rapporti anche con gli Stati Uniti, li abbiamo avuto rapporti con la vicina Slovenia, con l'Austria, cioè voglio dire, noi cerchiamo di andare verso a parlare del nostro problema con tutte le cancellerie esistenti. Probabilmente la Federazione Russa è stata quella che ultimamente ci ha ascoltato un po' di più. Grazie. Per ora dobbiamo fermarci qua, grazie a Luca Peroni, che è il presidente del Veneto Serenissimo Governo. Per chi ne vuole sapere di più, ricordo anche che c'è una web radio, che è radionazionaleveneta.org. A questo punto le auguro una buona battaglia politica, insomma, sempre all'interno ovviamente della democrazia, della non violenza, che ormai in ogni caso è sposata dal vostro movimento. E ricordavo prima, insomma, comunque la storia ha dimostrato che diciamo, l'occupazione, chiamiamola così, di Piazza San Marco. Noi la chiamiamo liberazione, perché la liberazione, per poche ore è stata liberata la nostra capitale. Ecco, vabbè, appunto, dipende dai punti di vista. La liberazione di Piazza San Marco, secondo voi, insomma, è stata un'azione esemplare. Esemplare nel titolo di esempio di romanticismo del gesto, poi correttamente pagato anche personalmente. Grazie, bene. A voi alla prossima. Buongiorno, arrivederci.